Buondì Frus, bentornati al nostro appuntamento con le storie. Ue us conti una nuove storie, perciò riguardaisi sempre. Ora li viertis e voi sbaràs. Buon ascolto. Strani? Stranissimi. Queste storie attacca chi denant, a chiesa di Flip. Rivais ovvio di lui? Postai che lo stinchialant un tic masse di donne. Flip all'era un uccellut piccinin, c'era stacula sofa me, la Mari, il Pari e due fradis. Rivais ovvio di lui? Postai che lo stinchialant anche un tic masse di donne. Veio che casson, avevano in una chiesa tutte bianche, con un barcone taront, dove si poteva venire dentro e là fuori quando si voleva. Flip era un uccellut curioso, e piaceva chialare sempre fuori dal barcone. Di lontano poteva vedere il son dal paese e l'imprint di un paese sconosciuto. Flip era anche un uccellut bulo. Il dì che l'ha imparata a svolare e a camminare, alla salutare la sua famiglia e alle lati in viaggio, incontri al paese che si vedeva di lontano. Chiamine, suale, dopo una settimana, Flip arriva al paese nuovo. C'è strani, dicevano gli uccelli dal paese nuovo. Flip non aveva mai pensato di essere strano. Al postai che Duccio lo chialavano come una roba rare, un tic come un pipinotto e un tic come un scaturito. Duccio all'infuori di Frau. L'avio deso? Che è? Frau pensava che Flip al fostal l'uccellut più bielenceos che avessi mai veduto. Flip e Frau hanno attaccato così a passare il tempo un intordi che l'altri. Affevelavano in due lingue differenti, ma in tutto il caso arrivavano a intendersi per bene. Erano un evore contenti, ma Flip si stava stufando di pena ogni volta perché gli altri succedi che lo chialavano di brutto. Ad ogni modo, ha deciso di tornare a casa sua. E Frau è là de via con lui. Chiamine, suale, dopo una settimana di viaggio, sono arrivata al suo paese. Dal momento che l'hanno veduto, tutti gli uccelli hanno attaccato a dirsi: c'è stranissimi. Frau aveva sempre creduto di essere normale. Ma da quel paese tutti la chiamavano come una roba strambalate, un tic ombroso e un tic curioso, un tic divertito e un tic spaurito. Flip era rimasto indolorato. Non sta là, diceva Frau. A me va bene, dammi il modo che tu hai di chiamarmi. E Flip risponde: tu per me, tu sei l'uccellut più bello che hai visto tutta la mia vita. E così col tempo è nato un polecciut. Fred. Fred era un polecciut laborioso. A malapena che l'ha imparato a svolare e a camminare, ha deciso anche lui di la via pel mondo. Son passati tanti anni e dal paese arrivavano uccelli di tutti i colori. Flip e Frau hanno veduto in loro che fosse tornato Fred. Ogni dì acchialavano fuori al balcone e pensavano: Fred, è fortunato, quando tornerà a casa con qualche don, a noi sembrerà strani come che volte che era capitato a noi. Infine, un dopo misdì d'estate,
Fred è tornata a casa con un nuovo famiglia, che si chiamava Rick. Strani, stranissimi, hanno detto da vorman Flip e Frau. E tu un momento si sono sfulminati con voi, perché non avresti mai voluto dire che robis lì, eppure sono arrivati a dirlis. L'anti in davanti col tempo, sono arrivati in paese altri amici di Rick. Gli uccelli hanno imparato a conoscerlo e a portarlo in caccia in cepore. Ma una sera d'inverno, c'è strani a si sincisica tra la int. Allora è venuto in paese un certo Gian. Dopo un tic arriva Donnie Bliss e anche mo arriva Bob. E indovinai c'è che diceva in tutti ogni volta? Strani, stranissimi. Fin tremai una mattina di viarte, ecco che arriverà e non si sa di dove che è arrivato. Che lì è stata par da bon una giornata che non va dismenteata, perché strambamente tutte la int è arrivata a dire una parole nuove che non aveva mai dette. Benvenuti! Ecco, Frus, questa è la storia che voi sai contare. Spero che vi sia piaciuta e si sentite alla prossima volta. Mandi!